Rispettare la veridicità dei fatti è un nostro dovere deontologico e quindi noi cerchiamo sempre di farlo. Delle volte non ci riusciamo, ma non per negligenza o per mala volontà, ma perché probabilmente è anche impossibile magari entrare proprio nel contesto di questo fatto, perché come sappiamo ormai l'informazione, come gran parte di tutta la comunicazione, è abbastanza a ritmi dettati dalla velocità, dal fatto che bisogna essere primi, arrivare subito nei siti, queste cose qui. Quindi delle volte per proprio mancanza di tempo non si riesce a dare magari il contesto del fatto. Però noi abbiamo, ripeto, il dovere di rispettare, di avere almeno l'onestà intellettuale di dire che scrivo quello che io penso sia vero, ok? Sarebbe molto grave scrivere dolosamente una cosa che non è vera. I giornalisti non possiedono mai la verità, nessuno ha la verità assoluta. Quello che si può fare però è avere un atteggiamento di attenzione alla verità, cercarla, ricercarla, tenerla come punto di riferimento. Ma perché questo? Perché nell'enorme volume di comunicazioni che passano oggi dobbiamo essere capaci di orientarci. Tutti i canali informativi si riescono a vivere e a convivere. Cambiano le modalità di lavoro, cambiano gli orari, ma come si faceva ancora un secolo fa, il giornale va in preparazione durante il giorno, si stampa la notte ed esce l'indomani mattina. Nonostante internet, nonostante la velocità, questi ritmi non sono cambiati. Abbiamo solo la possibilità, noi utenti, di essere raggiunti più velocemente. La velocità e l'uso di queste tecnologie non deve diventare però una scorciatoia per non approfondire.